Ringrazio ovviamente il comitato che ci ha dato la disponibilità, come sempre, della sala. Ho voluto fissare questo incontro perché nel bene e nel male la mia amministrazione ha sempre voluto metterci la faccia e in queste 2 settimane, forse anche qualcosa in più, ne abbiamo sentiti di tutti i colori, okay? Ma questa amministrazione, dal primo all'ultimo, e compreso anche tutto il corpo dei dipendenti, ha lavorato a testa bassa con un unico obiettivo e con un unico target, che era quello di prepararsi nel miglior dei modi alla conferenza dei servizi decisoria sincrona, che si è tenuta il 9 ottobre, e negli atti successivi, che sono obbligatori, ossia l'invio di una bozza del verbale, le eventuali osservazioni degli enti interessati, fino a conclusione del procedimento che, come richiede la norma, avviene con una determinazione del dirigente. Arrivo al sodo. Oggi pomeriggio è stata caricata sul SUAP, Sportello Unico Attività Produttive, la determinazione del dirigente che ha dato un parere negativo all'ampliamento. Quindi quell'autorizzazione non avrà seguito. Mi aspettavo un applauso perché è una battute a parte, credo che questa determinazione arrivi alla fine di un iter molto complesso, che molto spesso da tante persone è stato quasi banalizzato, credendo che si potesse parlare di chiacchiere da bar, e invece una conferenza di questa caratura richiede, ripeto, tempi, riservatezza, competenza e un lavoro di squadra che ritengo ci sia stato, così come per l'impianto di biometano a Caveniere, così come il revamping dell'impianto di cui stiamo parlando questa sera. E come vi dicevo, in queste 2 settimane il sottoscritto, ma non personalmente, o forse anche personalmente, ma poco mi interessa se mi attaccano personalmente, ma tutta l'amministrazione che io ho la fortuna e il privilegio di amministrare, siamo stati accusati, siamo stati tacciati, siamo stati, me ne hanno dette di tutti i colori, e vi posso assicurare che io, che non ho un carattere molto semplice, almeno a sentire quello che dice mia moglie, avrei avuto tanta voglia di reagire perché avevo i polpastrelli che mi tremavano, ma noi siamo stati muti, a testa bassa. Sono stato accusato di poca trasparenza, sono stato accusato che la trasparenza non c'è nella PAS. Allora, come vi ho detto l'altra volta, vedo molte facce che erano presenti anche l'altra volta, la PAS è una procedura autorizzativa semplificata. E quando qualcuno mi ha accusato di poca trasparenza per la PAS, forse non sa che non è che è stata l'amministrazione a utilizzare la PAS, è la norma che prevede la procedura autorizzativa semplificata. Quindi prima di puntare il dito verso qualcuno bisognerebbe quantomeno informarsi, studiare la materia, capire di cosa stiamo parlando e dopo, alla pari, confrontarsi. Uno può dire una cosa giusta, uno può dire una cosa sbagliata, ma un contraddittorio deve essere fatto non su una supposizione, perché se no non è più contraddittorio, è una diffamazione. Siamo stati accusati di aver tenuto all'oscuro tutta la cittadinanza di qualsiasi cosa. Quando sono stati fatti gli accessi agli atti, tutti i documenti che era possibile dare sono stati dati. Quando ci è stato chiesto, e io sono venuto in questa sede qua a parlarvi 2 settimane fa, 3 settimane fa più o meno, io avevo cognizione che qualche parere era pervenuto per iscritto, qualcuno ce l'aveva già anticipato oralmente che avrebbe dato un parere favorevole, però, stante la riservatezza di una conferenza dei servizi, sarei stato folle, e uso questo termine e dopo lo ribadisco, a venire qua a dire state tranquilli perché tanto la città metropolitana ha dato parere contrario, oppure il genio civile ha detto che non è l'impianto migliore al mondo perché ci passano un sacco di tir o di camion e quindi gli argini sono sotto pressione.
Ma quello che vi ho sempre chiesto è di avere fiducia nell'amministrazione, perché l'amministrazione non è qua per fare lo sgambetto ai cittadini di San Pietro, l'amministrazione non è qua per fare lo sgambetto a tutti i cittadini di Cavardra, l'amministrazione è qua per cercare di portare il risultato migliore possibile a tutta la nostra comunità. Vado oltre. Quando si parla di un progetto specifico, bisogna argomentare e prendere una posizione non generale generica, ma bisogna andare contro quella specifica richiesta. E vi dico questo perché io non sono mai stato uno dei no a prescindere, che forse nel nostro paese, se abbiamo queste difficoltà nel 2024, è stato anche perché in tanti anni del passato, andiamo indietro, ma in tanti anche illustri decenni, forse è sempre stato detto di no a tutto. Quindi il no, almeno nel mio modo di ragionare e di amministrare, posso farlo bene, posso farlo male, posso metterci tutto l'impegno possibile e immaginabile, ma deve essere un no, che deve essere un no cosciente. Perché se noi diciamo no tutto a prescindere, senza entrare nel merito di una vicenda, secondo me non operiamo bene. Quindi, quando è stato presentato un progetto e tutti mi hanno, ma io ho ricevuto tantissimi di voi, ma cosa ne pensa sindaco, cosa ne pensa, ma lei prende tempo perché dice vedremo i pareri. Ma io non sono un tutologo, io non sono un esperto idraulico, non sono un esperto di vigili del fuoco, non sono un esperto di AVEPA, quindi l'amministrazione, così come tutti gli enti intervenuti, hanno una fiducia nell'ente ovviamente che partecipa alla conferenza, che deve essere, ci deve essere, ecco, non dico di un altissimo livello, ma ci deve essere, perché io ho sentito qualche fenomeno in questi giorni che ha avuto anche qualcosa da dire sui vigili del fuoco. Ma secondo voi i vigili del fuoco non sanno quello che fanno? Se i vigili del fuoco danno un parere favorevole, vuol dire che per la loro competenza gli è stato chiesto se quel tipo di impianto, qualora nascesse, può essere sicuro per il rischio a cui è stato chiesto i vigili del fuoco, non per tante altre cose. Quindi, ripeto, bisogna capire che ognuno ha la propria competenza, e siccome io non ho assolutamente competenza a 360 gradi per tutti i soggetti che sono intervenuti, io devo affidarmi al parere degli esperti, e il parere degli esperti in settori che abbiamo ritenuto determinanti era stato contrario. Quindi, una volta che abbiamo acquisito i pareri, parte dei quali sono stati acquisiti alla conferenza del 9 di ottobre, tempo tecnico di fare, come vi dicevo, l'invio della bozza, il recepimento delle osservazioni e quant'altro, oggi, 23 ottobre, è stata notificata, è stata spedita tramite SUAP la determinazione. Io ve la vorrei leggere, quindi perché è abbastanza corposa, però vi leggo la determinazione finale. Tutto ciò premesso, adotta la seguente determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria, effettuata in forma simultanea e di modalità sincrona, in conformità dei disposti di cui gli articoli 14 bis, 7 e 14 ter della medesima norma regolamentare, come sopra indetta e svolta. Questo è molto importante. Tale determinazione negativa produce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, l'ordine di non effettuare il previsto intervento di cui la pratica SUAP numero presentata dalla società agricola Martinelli Energia SRL con sede sul terreno, sito e catasto e quant'altro. Quindi, come vi dicevo, questa determinazione conclude questo procedimento autorizzativo semplificato. Ovvio che questo procedimento, come tutti gli atti amministrativi, può essere impugnato al TAR, quindi nel termine di 60 giorni da oggi che è stato notificato alla ditta proponente, può essere impugnato, 60 giorni TAR, 120 giorni Presidente della Repubblica, ma ritengo che i pareri formulati dagli enti coinvolti siano blindati e che nel merito, insomma, anche qualora la ditta proponente volesse fare un ricorso, non ci sarebbe possibilità di cambiare il destino di questo provvedimento. A me non piace parlare
di altre persone, perché mi piace parlare di quello che noi come amministrazione cerchiamo di fare. Però sono stato accusato e siamo stati accusati di non collaborare con i cittadini. Allora, io ripeto, vengo, ci metto la faccia nel bene e nel male, posso essere simpatico, antipatico, posso dire cose piacevoli o non piacevoli, ma da quando sono sindaco, ossia 3 anni e 18 giorni, io non ho mai rifiutato un incontro a nessuno. O chi ha il mio numero di telefono mi chiama e viene e fissa un appuntamento, o si presenta in comune e fissa un appuntamento, o chiama in comune e la segreteria del sindaco fissa un appuntamento. In 3 anni e 18 giorni nessuno ha chiesto un appuntamento al sindaco e non è stato ricevuto. Credo che qua ci sia vice sindaco, assessori, presidente del consiglio, consiglieri, questo lo possono testimoniare. Detto questo, per cosa? Perché qualcuno ha detto che il sindaco e l'amministrazione tutta non hanno collaborato per arrivare a questa serata. Nel mio ufficio nessuno di quelli che dicono che volevano collaborare con l'amministrazione sono venuti. Quindi, se io voglio collaborare con l'amministrazione, o alzo il telefono e ci parlo, o vado in comune e cerco di fissare un appuntamento col sindaco. Perché, ripeto, la mia porta è aperta, lo era ieri, lo sarà anche domani mattina, quindi io non ho preclusioni di sorta con nessuno. Però la collaborazione deve essere una collaborazione dove ci si guarda in faccia e si dicono le cose reali e dove si dà un supporto concreto, perché se invece questo tipo di sistema viene fatto solo e esclusivamente per cercare di minare una credibilità o accusare una parte politica, questo non lo accetto. E allora lì forse è la prima volta che la mia porta sarà chiusa. Dico questo perché abbiamo superato Cavenier, bene, abbiamo superato il revamping qui nella nostra frazione. Ci auguriamo di no, ma tra 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, chissà che ci sarà. Se ci sarà un'altra richiesta e qualche furbone ha detto no, ma il sindaco comunale è favorevole al biometano. Il sindaco comunale non è favorevole né al biometano, non è neanche al contrario al biometano, perché il sindaco comunale ha un'idea che bisogna valutare caso per caso, e quindi se domani mattina arriverà una ditta che vuole investire soldi a cavattere e che farà l'impianto migliore al mondo, lo farà distante da tutte le abitazioni, lo farà senza impatti d'origine, lo farà senza andare ad appesantire il traffico veicolare, lo farà con tutte le precauzioni del mondo, ma perché dovremmo per forza dire di no? Lo valuteremo in quel caso, come abbiamo fatto in questo caso, come abbiamo fatto per Cavenier, e capiremo se ci sono delle soluzioni che possono essere positive, delle soluzioni che possono essere negative, come queste alle quali, come è giusto sia, è stato detto di no. Io con questo, scusatemi anche lo sfogo, però ripeto, ho un carattere un po' particolare e quando mi si accusa tenderei a reagire, però